Sì, è stato un incontro importante anche perché si è avuto un approccio di sistema, quindi istituzioni, mondo dell'imprenditoria, mondo della scienza e quindi tutto quello che occorre oggi per pensare ad un'apicoltura italiana che possa continuare a vivere, a portare sicuramente benessere e redditività in un comparto che ha di fronte una sfida molto importante, che è quella della difesa rispetto alle importazioni di prodotto da altre parti del mondo, perché gli accordi che in questo momento si stanno facendo o sono già concretizzati con il Mercosur, con il Messico, nonché con l'Ucraina, prevedono importanti importazioni di prodotto ad azio zero, molto importanti a livello europeo, oltre 115.000 tonnellate di prodotto, sui quali ovviamente la competizione sul prezzo per noi è una competizione che non possiamo sostenere e quindi occorre ragionare e migliorare la tracciabilità del prodotto, i controlli di reciprocità, i controlli sul miele che potrebbe essere evidentemente adulterato e quindi tutto quello che identifica il meglio della produzione italiana.